Il direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, replica alle accuse totalmente false e a tratti volgari rivolte da uno schieramento politico all'organizzazione del doppio concerto del volo realizzato nel 2024 davanti al Tempio della Concordia, il cui ricavato è andato in beneficenza. Ci riferiamo alla nota stampa del parlamentare di Italia Viva Faraone. I dati diffusi da esponenti politici a vario titolo sono totalmente inventati e frutto di un calcolo che non tiene conto della realtà delle cose, ha commentato il direttore Sciarratta. Sarebbe bastato chiedere gli atti per evitare di diffondere l'ennesima fake news che mira a colpire Agrigento e che spiace ha trovato ampio risalto sulla stampa senza che nessuno abbia mai ritenuto di accertare la veridicità dei fatti. Così in dettaglio, le 2 serate, i biglietti venduti sono stati 1082, di cui complessivamente 772 al costo di 80 euro cada uno, 250 al costo di 5 euro, destinati però unicamente al fan club del volo, con un incasso totale di 63.010 per sottrarre i costi della prevendita, tasse e SIAE, giungendo all'importo netto di 42.239 euro destinati alle associazioni di volontariato. Una somma, tra l'altro, che crescerà nelle prossime settimane grazie a nuove donazioni che erano state già disposte da società coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Sono stati invece solo 60 i biglietti gratuiti, compresi quelli destinati ai soggetti disabili. Spiace non solo la diffusione delle notizie gravemente diffamatorie, conclude il direttore del Parco Sciarratta, ma soprattutto il tentativo di sporcare un grande evento che ha dato e continua a dare enorme visibilità mondiale ad Agrigento e contribuirà anche a dare aiuto alle tante famiglie. Ricordiamo che le associazioni benefiche operanti nel territorio individuate dal sindaco di Agrigento Miccichè sono state Associazione a servizio di ogni povertà missionaria Porte Aperte, Associazione Volontari di Strada, CAV, Centro Aiuto alla Vita Opera Don Guanella, Gruppo di Volontariato Vincenziano, sede di Villa Seta di Agrigento, Figlie di Maria Ausiliatrice, Suore Santa Marta, Istituto Galluzzo. A ciascuna delle 5 associazioni sono state donate 8.477 euro cada una.